Buongiorno, buongiorno a tutti, buona colazione. Vedete già il nostro ospite. Ciao Max Martini. Ciao Ivan, ciao a tutti. Max Martini, che è titolare del Gran Caffè Adler in Asiago, ma dopo lo conosceremo meglio. Max, molto velocemente leggo i titoli che troverete oggi nei giornali. Si parla di Medio Oriente, purtroppo ancora una notte di intense guerriglia, nella notte missili ancora verso Israele di risposta ai bombardamenti aerei. Per quanto riguarda l'Italia, buoni risultati sul fronte delle vaccinazioni e significativo calo dei contagi e fortunatamente anche dei morti, sono 93 quelli di ieri, dato minimo da ottobre dell'anno scorso. Movimento 5 Stelle e Lega premono sul governo per togliere il coprifuoco già dal 24 maggio. Il ministro Speranza frena e dice che ci vuole prudenza. Via intanto la quarantena da chi arriva dai paesi europei e area Schengen. Turismo, gli albergatori chiedono decisioni veloci e qui Max è un punto che ci riguarda, che riguarda soprattutto chi opera appunto come voi in Asiago. Appunto gli albergatori chiedono decisioni veloci e chiare sul Green Pass per poter attrarre almeno i turisti europei e della zona Schengen, visto che quelli statunitensi e magari quelli russi saranno un po' più difficili da avere quest'estate. Bene, questi sono poi i titoli, grazie anche a Max di essere qui oggi e buona colazione a tutti. Grazie a voi. Max Martini, siamo ad Asiago con il Gran Caffè Adler. Il Gran Caffè Adler, per chi non conosce, è un luogo di incontro storico nell'altopiano di Asiago, in pieno centro, in Piazza Carli, di fronte ai giardini, ed è stato, diciamo, un luogo che ha sempre vissuto la vita di Asiago in primo piano. Sì, effettivamente abbiamo questa particolarità di essere tra i locali storici, ma tra i pochi che hanno mantenuto all'interno della stessa famiglia la proprietà appunto del locale. E noi nel 2028 festeggeremo 170 anni. Quindi una lunga, bella storia da raccontare. Chi vuole approfondire lo aspettiamo nel nostro caffè e volentieri racconteremo tanti aneddoti di famiglia e di paese. Naturalmente i due eventi più importanti sono stati la prima guerra mondiale, che Asiago era fronte di linea, quindi è stato particolarmente massacrato, e poi tutta la ricostruzione. E un altro momento, diciamo così, importante è proprio gli anni 70, quando il benessere diffuso dell'Italia ha fatto sì che molti di zona della provincia di Vicenza, Padova, Treviso si affacciassero all'altopiano, godendo di tutte le bellezze e quindi delle attrazioni turistiche. Certo, ecco, il Gran Caffè Adler, quando si entra, quasi viene da entrare a punta di piedi, perché si entra nella storia. Avete, diciamo, recuperato tutti quelli che erano anche mobili storici di famiglia, e anche nelle pareti proprio tutto l'ambiente racconta di momenti molto importanti, non solo per Asiago, ma appunto per l'Italia intera. Ma effettivamente la nonna ha avuto un ruolo, diciamo, importante da un punto di vista istituzionale, perché è stata la presidente del comitato onoranze funebri caduti della prima guerra mondiale. Quindi tutti gli incontri e le manifestazioni, diciamo, riguardanti un po' l'aspetto della patria, lei era protagonista, e quindi nei ricevimenti, negli eventi di incontri, insomma, si è molto dedicata. Poi, essendo al centro della piazza, viveva anche comunque di tutte quelle di quegli eventi di tutte le famiglie di Asiago, cerimonie tipo matrimoni, battesimi e via dicendo. Quindi insomma ha vissuto anche direttamente una vita sociale di paese, e noi abbiamo cercato all'interno del caffè di raccontare tutto questo percorso umano. Lo zio è stato un altro, lo zio Max, di cui io sono orgoglioso di portare il nome,
è stato anche lui un protagonista dell'aeronautica militare, e infatti era un pilota da caccia dei Diavoli Rossi con parecchie decorazioni, oltre ad essere stato anche un campione alle Olimpiadi di salto con gli sci, quindi un uomo sportivo che purtroppo ha perso la vita nel secondo conflitto, quindi aveva sempre solo 26 anni, ma in quei 26 anni ha dedicato molto alla patria e ai principi che portano, insomma, un po' orgogliosamente il nome dell'Italia. Certo, sì, infatti appunto io ho avuto il piacere di venire a trovare Max Martini proprio al Gran Caffè Adler e si resta veramente sì, presi da tutta la storia e ogni angolo appunto racconta un tassello, anche perché locali come questo tuo, il Gran Caffè Adler, sì, essendo al centro di una città e soprattutto nei tempi passati, erano il cuore, diciamo, della città. Tutto, bene o male, passava da lì e quindi aneddoti e storie appunto di vita delle persone sono passate appunto per questi posti. Ed è importante anche lo sforzo che avete fatto voi di mantenerlo così e non cambiare destinazione d'uso, e diventa veramente un riferimento culturale. E per te, Max, quanto è importante appunto l'aspetto della cultura? Sì, in effetti è uno sforzo notevole quello di perché ci sono tentazioni continue, la location ovviamente è appetibile per tante realtà e abbiamo avuto più di qualche volta l'interessamento di istituti bancari. Però diciamo che questa missione io sinceramente non me la sento di bloccarla, e ho anche la fortuna di avere una figlia, Anna Maria, che è una ragazza che adesso ha 30 anni e da 10 anni conduce il caffè, quindi è lei il vero e proprio motore dell'attività. Però aggiungiamo anche questa pandemia che ha colpito in modo particolare il turismo in generale, ma ovviamente ristorazione, caffè, è stato un periodo psicologicamente difficile, a parte la questione economica, tutte le relazioni interpersonali sia con la clientela che con i dipendenti, è una questione abbastanza difficile e complessa da gestire, perché ognuno ha vissuto la pandemia e sta ancora vivendo la pandemia con le proprie convinzioni, quindi c'era chi era particolarmente ansiogeno, chi invece un po' più rilassato. Insomma, qui abbiamo dovuto mettere in pista un po' tutti gli aspetti sociali e non è un periodo di grande soddisfazione. Aggiungiamo poi che, essendo in una posizione di montagna, queste nuovi lasciti, diciamo, da parte di governo sulle aperture e le chiusure, comunque solo all'esterno, con le piogge, i freddi e tutto quello che ne consegue, non è semplice. Ecco, noi passiamo dei weekend dove sembra quasi ritornare alla normalità, altri weekend tipo quello appena trascorso, dove le nuvole e la pioggia hanno fatto un po' da padrone, quindi il lavoro è stato cancellato. Consideriamo poi che all'interno della giornata la chiusura delle 22, per noi la chiusura è alle 17, perché la gente poi all'esterno, cioè già durante gli orari caldi, tra virgolette, si gira con il cappotto e con le giacche a vento, insomma. Quindi la sera proprio non esiste, non c'è. Certo. Ecco, la montagna appunto accennavi te, sappiamo ha delle difficoltà da sempre, o proprio strutturali insomma, e quindi queste limitazioni certo non hanno agevolato e non agevolano appunto i ristoratori di altopiano. Ecco, un'altra cosa che volevo sentire da te, Max, abbiamo sentito anche prima leggendo i titoli dei giornali, che c'è grande aspettativa sia ovviamente per far decadere il coprifuoco, che ci auguriamo presto tutti, e anche di questo Green Pass, quindi la possibilità di muoversi, anche perché altrimenti le prenotazioni anche negli alberghi, anche dell'altopiano, penso, se la gente non ha delle conferme, delle sicurezze, magari si spostano verso altri lidi. Sì, direi infatti che si vive più che giorno per giorno, ora per ora, perché gli alberghi soffrono chiaramente tutte queste limitazioni. Prenotazioni ne hanno e tutto fa ben sperare.
però c'è sempre questo punto di domanda di voler avere delle rassicurazioni per poter mettere in funzione tutta l'organizzazione, perché un albergo richiede una quantità di collaboratori importante, quindi anche noi con il caffè, che pur essendo un semplice caffè, però abbiamo i turni, il giorno di riposo, insomma siamo condizionati a tutte quelle dinamiche di collaborazione che non è semplice strutturare. Noi abbiamo già un nemico importante che è il tempo, appunto, e quindi ogni ora, la mattina è bello, il pomeriggio è brutto, capita la giornata che è tutta bella e quindi c'è bisogno di forza lavoro. Insomma, non è così semplice strutturare il lavoro e organizzarsi. Quindi insomma siamo in attesa di capire veramente che cosa c'è, perché quest'anno poi la montagna è stata massacrata in un modo quasi crudele, perché il periodo prenatalizio di novembre, tutti i weekend abbiamo dovuto chiudere. E quindi l'attesa del Natale non c'è stata. Poi si pensava appunto che una volta chiuso novembre fosse per poter lavorare il periodo di Natale, e il Natale con un'annata poi storica, abbiamo avuto tantissima neve, con un ambiente magnifico, perché c'era la magia del Natale che tutti sognano, e nessuno ha potuto goderla perché eravamo in pieno lockdown. Poi il periodo di febbraio lo stesso, insomma il comparto della montagna quest'anno è stato veramente molto colpito. Pasqua l'abbiamo saltata, la gente ha voglia di respirare aria buona, noi ad Asiago ne abbiamo tanta, ed è, diciamo così, una medicina facile di accesso gratuito a tutti quanti, il godimento del verde dell'estate, speriamo almeno quello di poterlo soddisfare e di dare la possibilità a tutti quanti di avere anche delle giornate di relax e di abbandonare un po' lo stress e le fatiche della pandemia. Di quest'anno, certo. Sì, infatti abbiamo visto che appena c'è la possibilità, che il tempo ce lo permette e le regioni sono in zona gialla, la gente ha voglia di muoversi e l'altopiano subito esplode, ovviamente, e credo anche con tutte le problematiche, appunto, come dicevi te, del personale, di trovare turni, e quindi appunto non situazioni gestibili, e dopo magari il weekend dopo tutti a casa, perché ovviamente con il freddo e gli orari non si può scherzare. Ecco Max, prima appunto parlavamo anche di cultura, perché proprio per l'impegno che hai te nel tuo caffè, di tenerlo così, in realtà sei anche una fucina di eventi, no? Che è la parte, diciamo, che veramente fa parte dell'ospitalità proprio del tuo caffè, e regalare anche momenti belli per la città e per i turisti. Sì, beh, e dunque appunto un po' per tradizione di famiglia, un po' perché mia figlia è una ragazza giovane, piena di entusiasmi, a lei piace la compagnia, quindi io mi occupo di varie cose, e pubbliche relazioni è un po' il mio ruolo all'interno del caffè. Noi siamo sempre disponibili a qualsiasi, diciamo così, programmazione, e siamo sollecitati da tante persone, che possono essere artisti, scrittori, scultori o aziende. Ci siamo un po' specializzati nella logistica per ospitare aziende automobilistiche. Noi abbiamo fatto in questi anni vari eventi anche con aziende appunto importanti, non semplicemente, diciamo così, di area, di zona del Veneto, ma anche proprio brand italiani tipo Mercedes Italia, Porsche Italia e via dicendo. Quindi abbiamo voglia sempre di inserire all'interno del caffè qualche curiosità e renderci disponibili a chi desidera presentare magari il prodotto o la realtà commerciale. È una cosa molto stimolante, che ha dei risvolti non solo positivi, perché naturalmente la logistica significa
avere le varie autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione, e quindi coinvolgere le forze della polizia locale, tutte le strutture, mettere tutte le cose in sicurezza. Quest'anno sarà particolarmente impegnativo. Infatti diciamo che generalmente io a novembre già mi muovo per organizzare l'estate successiva. Quest'anno siamo un po' in una zona di sospensione e abbiamo già comunque attivato alcune cose. Vi racconto un aneddoto Sì, che sì, sì. è una cosa un po' goliardica, ma vuole divertire e Quindi ce la dai in anteprima allora. sì, sdrammatizzare un pochino anche tutta questa situazione così pesante. E noi, la nonna, appunto, essendo del comitato onoranze funebri, ha ricevuto nel 23 il re d'Inghilterra e la regina Mary, con tutto il comitato di accoglienza. Allora, un po' perché recentemente è mancato il duca di Edimburgo, il principe Filippo, un po' perché appunto volevo raccontare questo evento che è stato importante per Asiago, perché noi nel primo conflitto mondiale eravamo alleati degli inglesi, quindi abbiamo dei cimiteri dove che sono tutelati dal Commonwealth, e abbiamo un amico che è un suonatore di cornamusa scozzese e tra l'altro partecipa spesso a manifestazioni con il suo kilt, la sua divisa e tutto quanto. Quindi organizzeremo nei sabati dell'estate alle 12:15 o alle 19, dipende un po' anche dalle condizioni meteo. Tutti i sabati avremo questa piccola cerimonia di onori alla bandiera dell'Adler con lo scozzese che farà un saluto e insomma una cosa un po' simpatica che divertirà sicuramente i bambini che presenzieranno in piazza, e gli appassionati di cornamusa avranno il piacere di ascoltare il suono della cornamusa, che è un suono molto emozionante. La cornamusa era uno strumento che doveva essere uno strumento di paura, doveva spaventare il nemico, ed effettivamente quando se qualcuno di voi è stato in Scozia oppure a Buckingham Palace e ha visto un cambio della guardia con gli scozzesi, insomma queste cornamuse ti entrano nel cuore e nel corpo e sono veramente emozionanti. Quindi ecco, cerchiamo di divertire in qualche modo anche il visitatore, non necessariamente cliente del caffè, perché sarà un'esibizione all'interno dei giardini della piazza dove c'è la fontana, e quindi insomma ecco, questa è una piccola È fruibile quindi da tutti, certo. sì, sì, certo, certo, è una cosa Sì. simpatica che speriamo diverta. Ma credo appunto che appunto attività anche magari semplice come può essere questa, diventi un richiamo, dato anche dalla musica, che però è anche un richiamo a capire e conoscere un po' di più, ed ecco anche il risvolto culturale che adesso te ci hai anche narrato, quindi, c'è sempre questo legame, no, tra uno può passare e ascoltare solo la musica o qualcuno può, incuriosirsi e voler cercare di capire meglio, che è un po' quello che fate voi con il Gran Caffè Adler. Max, ti porto un attimino proprio prima di salutarti, su un altro aspetto. Prima appunto te dicevi non è facile in questo periodo tenere duro, visti i costi, eccetera, che sappiamo tutti, e la tentazione magari di tanti locali è quello di magari affittare a banche, a istituti di credito, fare diciamo un lavoro un po' più semplice economicamente. Ecco, questa cosa, soprattutto in posti belli come quelli dell'altopiano di Asiago, che però rendono la vita difficile all'impresa, è sentita diciamo più da più persone, da più attività secondo te? Sì, beh, io certamente ci confrontiamo con tante realtà, siamo diciamo così un po' per amicizia, un po' per obiettivi in relazione con altre realtà che può essere il campo da golf, l'aeroporto, insomma alberghi che molto spesso insomma ci confrontiamo e cerchiamo di spingere qualche idea, qualche progetto un po' coordinato di gruppo.
Siamo tutti quanti in grande sofferenza, tutti con questi grandi punti di domanda, tutti con il fiato corto, e quindi veramente speriamo di avere un'estate calda, soleggiata, con la gente più rilassata, che venga con la predisposizione di volersi divertire, di volersi organizzare, perché poi abbiamo tantissime malghe, abbiamo tanti bei boschi, i nostri boschi sono dei parchi perché sono facilmente accessibili, non ci sono pericoli eccessivi come possono essere rappresentati da pareti di roccia o quant'altro. Noi è veramente un grande parco dove l'incontro con gli animali anche è molto fruibile, soprattutto negli orari della mattina presto o magari alla sera, però insomma è un ambiente che aiuta molto. Sì, quindi Scusami, speriamo. però mi sono perso un attimo nella domanda perché volevo, perché ho tante cose da raccontare, mi sono perso un attimo dalla domanda, No, scusami. dicevo appunto che queste difficoltà, ovviamente, la tentazione di mollare tutto Ah sì. per molte attività, penso magari a chi non ha magari diciamo le spalle tanto forti da reggere tutti questi mesi, la tentazione magari può essere forte, no? Sì, effettivamente io consideravo un pochino anche questo aspetto, cioè tutte quelle realtà che hanno attraversato in questo lunghissimo anno, perché un anno senza lavoro è devastante, sia economicamente che psicologicamente, porterà all'abbandono di tante realtà. Di compenso però probabilmente, immagino, ci saranno delle forze nuove che avranno la fortuna di non aver dovuto trascorrere tutte queste fatiche e quindi avranno uno spirito imprenditoriale e anche di entusiasmi probabilmente più positivo, perché naturalmente uno che non so, c'è la guerra, il soldato combatte la guerra, e poi chi non è stato in guerra e si trova in giorni di pace chiaramente affronta il futuro in modo completamente diverso, senza aver subito i traumi che ha subito chi l'ha combattuta la guerra. E Certo. questo sarà sicuramente, perché nel caso specifico nostro personale, infatti questo anno qui di apri, chiudi, di non riuscire mai a programmare, i nostri collaboratori che nell'incertezza e con tutta la buona volontà, però molti hanno dovuto cercare delle alternative, quindi si è sfilacciato anche il team di collaborazione, stiamo cercando forze nuove anche noi, perché molti chi è andato a aiutare il papà, chi non so, cioè, ci sono dei lavori artigianali che non hanno subito queste fatiche, lavoro ne avevano e quindi magari hanno coinvolto le nostre forze lavoro, e quindi anche questo aspetto effettivamente ci sarà un periodo di assestamento anche per le realtà che erano consolidate prima. Certo, e appunto alcune professionalità ovviamente purtroppo andranno perse perché magari hanno dovuto fare di necessità appunto fare altre scelte. Bene, Max, io vorrei intanto ringraziarti di questa chiacchierata, di questa la colazione virtuale. La prossima volta la farò veramente nel tuo caffè perché quello è il luogo principe dove fare veramente colazione, non queste virtuali. E invito tutti, infatti, se avete la possibilità di andare all'Altopiano di Asago, di non mancare a entrare al Gran Caffè Adler, proprio per capire anche meglio di cosa stavamo parlando oggi, quando dico appunto che è un luogo di incontro storico e che esprime cultura in ogni parete. Ecco, oltre ovviamente all'accoglienza che un po' tutto l'altopiano sa dare ai propri turisti. Quindi grazie Max di questa chiacchierata e speriamo bene che quest'estate e il vento spazi via veramente tutto e si possa avere un'estate bella calda nell'altopiano. Grazie a voi, vi aspettiamo. A braccia Bene, aperte. grazie Max e ci vediamo con tutti voi domani mattina. Grazie Max, a domani. Arrivederci.